Fiere del Rosario, edizione 2019, il momento più atteso dell'autunno per i bambini e i ragazzi del territorio non solo sandonatese, da passare tra amici e divertimento spensierato. Momento soprattutto di acquisti invece per i più grandi, oppure occasione per informarsi su future spese, approfittando dei 200 espositori distribuiti nei quasi 18.000 metri quadri della campionaria d'autunno che mette in mostra tutti i settori dell'economia. È in fiera per visitare o per comprare? Per visitare, per comprare, per tutto. Tutte e due le cose, Cosa cercate in una fiera come questa? ma prima di tutto io sarei interessato sulle vetture elettriche. Settore automobilistico come sta andando? Il diesel è ancora una grossa fetta del mercato, siamo intorno al 43%. La benzina mantiene ancora, quasi sorpasserà il diesel. Per il momento motivi strutturali riduce la vendita dell'elettrico, ma sicuramente qualcosa cambierà. Come le sembra la fiera quest'anno? Bella, sempre bella ricca di prodotti nuovi e innovativi. Come tutti gli anni. Interessante. Interessante. Sì, interessante. Fiera antica, quella sandonatese, che affonda le radici nel lontano XVII secolo e che alla base aveva agricoltura e bestiame, elementi distintivi che non si sono di certo persi nel tempo, nonostante i cambiamenti dei territori e delle società. Come sta andando il settore? Male, molto male. Forse noi siamo i meno ascoltati. Perché dobbiamo fare i conti con gente che ci fanno il prezzo di quello che si acquista e di quello che si vende. E poi con questa burocrazia. Ma tutto sommato, guardi, le presenze che notiamo qua come operatori qua, le presenze ci sono. Tra un alto e basso, come si dice, nonostante tutto il mercato tiene. Diciamo che la gente è molto più acuta nel selezionare il prodotto. Quando la gente compra, guarda la qualità o guarda il risparmio? La gente sta guardando il risparmio, cioè anche se compra prodotti di qualità, invece di prenderne due te ne prende uno. I costi di produzione sono altissimi anche per noi imprenditori agricoli e quindi alla fine la gente cerca di comprarsi proprio il minimo. Una fiera che ogni anno richiama decine di migliaia di persone, occasione per la gente di trovare in un unico punto tanti settori del commercio e per le categorie di fare contatti e soprattutto affari, mettendo anche in campo sempre nuove proposte. Dobbiamo sempre innovarci, cambiare, infatti adesso stiamo proponendo un nuovo prodotto, la carta d'apparati personalizzata, perché bisogna sempre pensare a qualcosa di nuovo. C'è sempre bisogno anche di innovare. Esatto, non si può fermare perché il mercato va avanti e bisogna trovare sempre qualcosa di nuovo. In questa fiera spazio al commercio ma anche all'arte e al sociale. Questa dietro di te è un'opera che hai dipinto quando e cosa hai voluto rappresentare? Allora, ispirata dalla poesia della Diana Retano, questa poesia bellissima sulle donne operate al seno, e ho avuto subito l'ispirazione di fare il quadro perché comunque sono donne bellissime, anche se gli manca un seno, meritano veramente tanta gioia e tanta felicità. Spazio agli espositori, spazio agli acquisti, uno spazio anche alle scuole, come mai? Beh, la scuola sempre più è parte del nostro territorio e Ascom, in qualità di organizzatore della fiera, di curatore anche di determinati spazi, può sicuramente fare da garante perché la scuola, gli studenti, quindi la parte più attiva, più fresca, più giovane della nostra società sia operativa, sia propositiva, ci dica, in qualche modo ci indichi quale strada prendere per il futuro, sia dal punto di vista delle attività culturali, delle prospettive lavorative, di tutto quello che riguarda anche il tempo libero. Ecco, i ragazzi ci danno sicuramente il segno di quello che dobbiamo essere pronti a fare domani.